Denunciato per detenzione illegale d'armi. È l'ultima tegola piombata addosso a Robertino Zancan, l'imprenditore orafo di Nanto, vittimo la notte del 2 aprile scorso di un assalto alla sua azienda da parte di un comando composto da 10 criminali. Avvertito nella sua abitazione in tempo reale dal sistema di sorveglianza, l'uomo era stato il primo ad intervenire nella sua ditta armato con una pistola. Dopo aver sparato almeno 5 colpi, Zancan era riuscito infine a mettere in fuga i banditi. Quella stessa pistola però gli è stata subito sequestrata assieme alle munizioni detenute in casa. Ora anche la denuncia alla procura, che l'imprenditore proprio non si aspettava, come dichiarato nella sua pagina Facebook. Noi lo abbiamo raggiunto telefonicamente. Qual è l'imputazione? Ditemi, perché non so cosa ho fatto. Cosa ho fatto? Sapete, avete visto i video, avete tutto in mano, ok? Cioè, cosa c'è di anormale? Perché lei è partito da casa con un'arma che doveva detenere dentro casa sua, cosa doveva partire? Col battipanico, un manico di scopa, cosa doveva fare? Sì, è vero che ne detengo anche in azienda, però dovevo andare là secondo il sistema, no? E dire, ascoltate, spostatevi un attimo, 10 delinquenti farabutti, che devo entrare, prendermi l'arma perché adesso vi devo sparare addosso perché dovete andare via. Cioè, dovevo far quello. La rabbia dell'imprenditore che si sente impotente perché messo in condizione di non potersi difendere. La sua vita era già stata sconvolta per un altro assalto al suo store, costato la vita ad un rapinatore e successivamente ad un sequestro in casa. Uno stillicidio che lo sta tormentando da anni. Oltre ad avermi tolto la libertà, i sentimenti, perché non ne ho neanche più, perché ormai non distingo più la paura dalla felicità o lì contrario, santo Dio, adesso ti tolgono anche la dignità, difendere 60 posti di lavoro, perché se questi qua entravano dal tutto mi distruggevano tutto. Questa volta però l'imprenditore annuncia di non volersi arrendere. Considera la denuncia di detenzione illegale d'armi un provvedimento per reati assoggettati solo ai delinquenti, scrive nel suo post. Io intendo procedere che adesso chiedo il porto d'armi a uso personale come ho sempre avuto, perché l'arma me la devono restituire, perché è un mio diritto essere armato, con tutto quello che mi è successo. Le guardie del corpo non le voglio, perché voglio ancora continuare a fare la mia vita da libero. Non sto zitto, non è che non sto fermo, io scateno l'inferno, perché non è possibile una roba del genere. Mi impunterò fino in fondo e andrò fino in fondo, perché è un'ingiustizia.